Difendi, tripla, attacca, manda a segno quella palla, fischio d'inizio, comincia il programma penalty play, ok, la curva salta, ole ole, accendi quella TV, ole ole, presenta Tortorici, ole ole, commenta il doppio incontro, ole ole, canale 78. Se cerchi il meglio del calcio dilettantistico, ci Tortorici allo schermo, il canale è giusto bro. Manda a segno quella palla e fai gol. Qui niente fuffa, si commenta il vero sport. Rivedi le partite coi protagonisti, l'allenatore, il calciatore, i giornalisti, i punti di vista, i risultati e le classifiche. Qua si fa calcio, non si pettinano bambole. Difendi, tripla, attacca, manda a segno quella palla, fischio d'inizio, comincia il programma penalty play, ok. La curva salta, ole ole, accendi quella TV, ole ole, presenta Tortorici, ole ole, commenta il doppio incontro, ole ole, canale 78. Lo sport, il calcio e non solo. Tutto questo è Penalty Play. Gli approfondimenti sportivi, le notizie, gli ospiti, le interviste dal mondo dell'attualità, la cultura e lo spettacolo. Penalty Play, curato da Ettore Tortorici. Buon pomeriggio a tutti da Gold 78, canale 78, buon pomeriggio a tutti naturalmente da Penalty Play, ogni giorno dal lunedì al venerdì l'approfondimento sportivo e non solo, targato naturalmente Play Village con la collaborazione diretta naturalmente di Biz 095, in diretta da Catania. Nella puntata del giovedì, che come abbiamo anticipato la scorsa settimana, è una puntata un po' più leggera, anche se gli argomenti che andremo a trattare non saranno certamente leggeri, però è anche vero che per l'occasione ho invitato un artista, perché secondo me è un artista, però prima di conoscere il volto femminile del pomeriggio di oggi, voglio naturalmente salutare colui che invece il giovedì è fisso all'interno del programma Penalty Play, ovvero Salvo D'Arrigo, che salutiamo. Buon pomeriggio a tutti, ciao. Ben trovato Salvo, come stai? Abbastanza bene. Senti, la battuta subito sul calcio Catania te la devo fare perché la faccio a tutti gli ospiti che da lunedì sono venuti a trovarci qui a Penalty Play. Allora, come è andata secondo te? Che si preparino ai playoff. Cioè, gli hai dato già una condanna? Mi pare che a parte sfaceli del Lecce improbabili, poi sai nel calcio. Ma poi si rischia anche addirittura di non andare ai playoff da secondi in classifica. C'è anche questo problema. E lì potrebbe essere un problema certo, in più. Allora, per il secondo e terzo posto credo che queste due giornate saranno decisive. Per assolutamente. Il primo, con il Monopoli che sarà costretta a essere un po' l'ago della bilancia, no? Perché giocheranno con il Lecce l'ultima giornata, ma soprattutto con il Trapani, questa domenica. Insomma, sarà veramente un finale tutto da scoprire, che noi di Penalty Play chiaramente seguiremo soprattutto nell'approfondimento del venerdì e del mercoledì. Vi presento il volto femminile di oggi pomeriggio. Bella, brava, simpatica, umile e soprattutto veramente un artista a 360 gradi, perché canta, balla, presenta bene, è stata una partner straordinaria la scorsa estate a Penalty d'estate, insomma ha tutti i requisiti per essere la nostra Barbara D'Urso. Sto scherzando. Mamma Paola mia. Parisi, ciao cara. Ciao, dovrei cominciare col cuore ma non lo faccio Non perché lo di fare. Barbara ce n'è una. Grazie per questa presentazione, è stato veramente un piacere affiancarti per il periodo estivo. Ci siamo divertiti, anche se Mamma poi alla fine mia. non abbiamo fatto un bagno, perché È vero, eravamo è vero. talmente presi Stavamo lì a col intervistare programma. i calciatori, tu per un motivo più tecnico, io per un motivo un po' più frivolo ma sempre Anzi, tu piacevole. ti potevi ritenere fortunata per l'occasione perché intervistavi i calciatori, gli allenatori Sì. direttamente sulla battigia. Sì, ma si moriva di caldo, Vabbè, Cioè, poi abbiamo si beccato moriva la di caldo. settimana più calda dell'estate, quindi... Ma comunque oggi siamo qui perché abbiamo tanti argomenti da mettere al vaglio, quindi forza, cominciamo perché sono lì che fremo. Allora, la prima domanda che ti faccio è Sì. a che punto sei con il calcio? Nel senso, conosci, segui, frequenti, Beh. ami il Catania, tifi per un'altra squadra, qual è il tuo giocatore preferito? Perché queste sono cose che poi in fondo noi potremmo anche avere la necessità di che sapere. modulo tattico prediligi? Che modulo tattico preferisci? E allora, come modulo tattico, quello di Oronzo Canà. Cioè 5-5-1, cos'era?
Allora, come vincente. calcio, diciamo che lo capisco in maniera molto così, perché diciamo la verità, voi molte uomini donne, siete... molte donne Sì, si sono avvicinate. è vero, è al calcio, verissimo, però io mi avvicino molto allo shopping, ecco, siamo un po' più sì. lì. Però il calcio è normale che, essendo catanese, io possa amare la mia squadra, però non chiedetemi altro in maniera approfondita, perché a livello di calcio posso dire bravo, carino, ok, ma Questo allora ci fa parliamo di pensare, altro. ci fa presupporre che sicuramente cercherai, magari nella prossima edizione di Penalty d'estate, di continuare a raccontare soprattutto il gossip di questi calciatori. Ma sì, lo abbiamo fatto ed è stato anche molto piacevole, perché raccontare quella che è la vita dei calciatori dietro le quinte, no? Perché noi li conosciamo sempre in campo, Brava, sempre brava. in ambito calcistico, poi conoscere i giocatori che, non essendo magari di serie Certo, importanti come sono la Serie A, dilettanti, sono dei dilettanti che però hanno una vita propria, ed è bello indagare, chiedere magari qualche curiosità. Ho fatto diventare rossi parecchi calciatori vero, quest'estate, confermo. con domande molto piccanti. Confermo. Allora, senti, noi ti dobbiamo coinvolgere in una puntata dove si parlerà di filosofia, Bene. si parlerà anche di libri, si parlerà di calcio, addirittura legato purtroppo a delle notizie che certamente non sono molto positive. Quelle le ho sentite il dopo anch'io. scontro Liverpool-Roma, Mamma mia. che ha avuto un seguito non di poco Molto conto. spiacevole, davvero. Questo è l'argomento che tratteremo nella seconda Sì. parte. Tra l'altro ci collegheremo anche con un collega di Radio Roma. Allora, però è Ti anche volevo aggiungere una cosa. a Sì, proposito. vai, Non è una battuta, ma approfittane. c'è qualcosa di... Allora, mi è capitato di, nell'ambito del calcio, Sì. magari persone che non hanno competenze, solo Certo, e ce ne sono tanti. Sì, che ritengono proprio perché Sì. solo come spettatori, senza nessuna competenza, non hanno mai giocato a calcio per svariati motivi, che magari a volte vedono le partite con un occhio più critico, forse ci azzeccano riescono ad proprio. azzeccare anche più dei tanti tecnici È vero, conclamati. ci azzeccano sicuramente. Mi è capitato qualche volta. Allora, questo è un programma tra un caffè e un digestivo. Cara Paola, essendo tu una donna, chiaramente chiedo subito a te cosa vuoi, caffè oppure digestivo? Caffè. Anche caffè perché è l'ora forever. giusta, no? Sì, allora possiamo... assolutamente. Allora, il però caffè- ho saputo che hai chiesto 2 Di zucchero. bustine E di allora, zucchero. esatto, sono questi qua. Ci sì. penso Non io, pensi proprio alla dieta? chiaramente. No. Allora, Quando si tratta di passiamo caffè deve subito essere il dolce. caffè con Grazie. 2. Scuse. Ecco, prendiamo un altro cucchiaino, Grazie, mi dai un grazie. altro cucchiaino? Sì, Fa ti do niente, quello dai. mio perché io sono Momento senza caffè. zucchero. Ah, tu non prendi con... Non ne uso Ho zucchero. capito. Bene, Ok. allora io prendo il cucchiaino te lo passo a te, Grazie. a me mi dai l'altro cucchiaino, grazie. Io prendo il caffè. Allora, nel frattempo Dov'è questo? chiedo alla regia di mandare la schermata con i contatti per mettersi appunto in collegamento con noi di Penalty Play. Il nostro numero WhatsApp è il 328 53 58 101, oppure se volete potete inviarci una vostra email a formattv@penaltyplay@tiscali.it. Allora, dunque, sarà una giornata notevolmente impegnativa. È chiaro che non tutti giustamente studiano psicologia oppure filosofia. sociologia, E quindi cosa ci dobbiamo preparare? Ad avere un contatto diretto con delle persone certamente di grande Sì. qualità, ma soprattutto parlare di un libro. Di un libro Di un che libro. prossimamente sarà presentato, però attenzione, è Sì. un libro che è stato scritto nel 1950. Perché è stato adesso appunto, riproposto? proprio questo lo chiederemo all'intervistato, che è uno dei presentatori del libro, che E anche l'organizzatore di questo incontro, Sì, di no? questo Di questo incontro, incontro sì. culturale. Parliamo del libro L'uomo copernicano di Antonio Banfi. Abbiamo anche una schermata che ci fa vedere la copertina di questo libro. Ma tu cosa c'entri? Sì, Tu questa fai- è la nuova edizione. Questa è la nuova edizione, Certo, questo è il chiaramente, collegamento, perché abbiamo è sbagliato, tra poco ci ristampato, collegheremo è stato appunto con Io c'entro, con non Verga. faccio il filosofo, non faccio il sociologo, sono solo un appassionato di libri. Sei un appassionato e quindi sei leggo costretto... tantissimo, ho una casa piena di libri, tra poco mia moglie non so, mi Ma se non rimprovera sbaglio perché è non ci entrano collezionista più. di vinile, eccola qua la Oltre copertina che- di Antonio Banfi, L'uomo copernicano. Sì, esatto. E tu sei cultore del vinile ma anche cultore di libri allora? Sì, sì. Bene. Il vinile pure, casa piena. Ho visto qualche tua fotografia, invece tu Da che ragazzino. Che rapporto c'hai con i libri, Ma io Paola? secondo me i libri sono utilissimi per bloccare il tavolino quando balla. Bella questa. No, beh, io non sono una che ama leggere, però ho
anch'io letto un libro di filosofia anni fa, si chiama Il mondo di Sofia, ne parlavo prima con il professore, che diciamo, spiega in maniera molto elementare per chi come me non ne capisce bene che cos'è la filosofia, e per poterlo dire in maniera spicciola è quando qualcuno si pone delle domande, quindi non rimane a guardare quello che è la vita, ma che si interroga sulle cose. Quindi i filosofi sono come dei bambini, perché i bambini hanno questa curiosità di chiedere, di sapere le cose. Il filosofo è questo, no? Sì, più o meno, perché la filosofia è la trasposizione, la conoscenza del pensiero umano, la dimostrazione di quello che è l'uomo antropologicamente. E questo attraverso il libro riuscite a identificarlo, oppure a identificare questa figura dell'uomo anche attraverso la lettura di un libro soltanto? Non guardando, oppure sentendo che so, un bel concerto, oppure anche fa parte, ecco, quelli fanno parte. Allora, i filosofi hanno interpretato il mondo, giusto? Poi ce n'è stato un altro, più grande di tutti secondo me, che ha detto: hanno interpretato il mondo, però è il momento di cambiarlo. Che si chiamava Carlo Marx, giusto? Vabbè, parliamo di un altro... Sì, ma grandissimo scienziato, oltre che filosofo, giusto? Anche economista, eccetera. Ma la filosofia è appunto l'essere dell'uomo. La filosofia è una materia antichissima, ricordiamo Socrate, i primi filosofi Platone. greci, giusto? I Io conosco solo la filosofia del calcio. Beh, c'è anche, esatto, nel calcio c'è anche una filosofia, no? Per esempio la filosofia di un allenatore vincente, quale poteva essere appunto Arrigo Sacchi, e questo tu me lo insegni, oppure di Nereo Rocco, era una filosofia, un modo di interpretare probabilmente uno come stile. in maniera attuale possiamo ricollegarci, come tu accennavi nell'indice, la partita che purtroppo ha avuto dei risvolti. Quella del Catania col Trapani. No, del Liverpool. Del Liverpool, ecco, la filosofia di un calcio nordico, un calcio continentale come quello inglese, con la filosofia del calcio italiano. Poi c'è la filosofia anche della pazzia umana, dei tifosi, degli hooligans. Poi ne parliamo dopo, perché anch'io che non sono saccente in materia, ma devo più che dire filosofia qualcosa. È una follia. È una follia, più che filosofia in questo caso diventa follia. Ne parliamo dopo. Allora, dovremmo collegarci appunto adesso con Concetto Solano, che è l'organizzatore di questo incontro che ci sarà a Piazza Giovanni Verga presso la libreria Catania Libri, dove ci sarà questo incontro legato a questo libro di Antonio Banfi che si intitola L'uomo copernicano. Vediamo se arriva il collegamento. Nel frattempo faccio una domanda che un po' esula. Il discorso di regalare un libro. A me la scorsa settimana insomma mi è capitato di regalare un libro e ho capito anche una cosa fondamentale, che la scelta personale non è facile poi da trasmettere nella scelta di un regalo ad altre persone, per cui un libro, un testo è sempre molto soggettivo. Sei d'accordo? Sono d'accordo, anche perché sì. Dimmi. Dico, è una cosa molto soggettiva, anche perché non a tutti piace leggere, quindi è una scelta azzardata. Purtroppo, sì. Però è anche vero che nell'epoca in cui siamo molto internauti, siamo sempre lì collegati, la lettura passa in secondo piano. Abbiamo perso la voglia del cartaceo. Esatto, anche se il profumo del libro rimane sempre affascinante. È vero. Però se non ce l'hai, questo amore non ce l'hai. Diciamo pure che per molti Wikipedia ha creato un problema, no? Cioè la cultura della ricerca del cartaceo probabilmente riusciva a trasmettere più notizie. Anche l'enciclopedia prima era cartacea, ora tutti in casa avevamo l'enciclopedia, tutti in casa avevamo l'obiettivo, la famiglia italiana, di comprare l'enciclopedia per i figli. È vero, poi da quando c'è il web sono morti i venditori di enciclopedia. Poveracci. No, non esistono più. Non esistono più le enciclopedie. A parte il problema cartaceo, un problema di epoca, dove c'è il bombardamento della visualità, del video, dell'immagine, cosa che però chiaramente forse non ha creato un rovescio della medaglia, che non riusciamo a comprendere nelle nuove generazioni, specialmente nelle nuove generazioni, che non riusciamo più ad immaginare. Il libro è uno strumento anche non solo di informazione, di cultura, ma anche di grande immaginazione. Assolutamente, la fantasia man mano che leggi crei la storia fondamentale. Abbiamo adesso il collegamento appunto con Concetto Solano, l'organizzatore di questo incontro che si svolgerà a Catania, nella libreria Catania Libri di Piazza Giovanni Verga. Pronto?
Sì, buonasera. Buonasera, Concetto. buonasera Concetto. Allora, scrittore, attivista politico, è anche vero che per l'occasione organizzatore di questo incontro culturale. Per chi magari insomma, non conosce questo scrittore, un'occasione buona per leggere ancora di più, a distanza di anni dalla sua pubblicazione, il messaggio che appunto il filosofo Antonio Banfi ha voluto lanciare attraverso il suo scritto. Ce ne vuole parlare? Sì, buonasera innanzitutto. Antonio Banfi rappresenta uno dei filosofi più importanti del secolo passato. Ha rappresentato uno spartiacque all'interno della cultura del Novecento, proprio perché rappresentava il primo tentativo di superare quelle che erano state le lacune culturali che il pensiero filosofico e culturale italiano si portava dietro tra fine Ottocento e inizio Novecento, conseguenti al positivismo da un lato e a un'impostazione ancora legata all'idealismo e alla metafisica. Con Banfi abbiamo l'affermazione del pensiero critico, quindi il voler ricollegarsi direttamente al metodo galileiano, alla ricerca scientifica intesa come strumento fondamentale per costruire una teoria che non fosse però finalizzata alla teoria in sé, ma fosse indirizzata verso prospettive di cambiamento. Quindi l'attività culturale vista non come un circolo di dotti, ma come proprio lo strumento diretto per intervenire all'interno della vita culturale, ma anche politica. Banfi scrive questo libro che noi presenteremo proprio in anni cruciali della storia anche del nostro paese, a cavallo tra gli anni 40 e 50, cioè il momento in cui c'è stata una scelta fondamentale di liberazione sociale e politica connessa con gli anni della Resistenza, e questo dimostra appunto il legame diretto che c'è con la pratica, con l'attività concreta e trasformatrice della realtà, ma anche col senso di responsabilità che il filosofo deve assumere. Cioè, il filosofo non è qualcuno che guarda distaccato gli eventi, ma è qualcuno che interpreta la realtà, la interroga per trovare quelli che sono i parametri più importanti di riferimento per la trasformazione. Quindi la necessità anche da parte dell'uomo di una moralità nuova, anche se scritta negli anni 60, attualmente assolutamente da ritrovare, una moralità chiara e diretta. Come lei giustamente sottolinea, questo è uno degli aspetti più importanti del lavoro di Banfi, cioè Banfi si pone nell'ottica non del moralismo, ma interpreta la morale come moralità, cioè come attività costruttrice di un futuro diverso, cioè l'uomo non è più un ospite del mondo che si trova lì a caso a cercare da altre parti, fuori dal mondo stesso, la soluzione ai suoi problemi. L'uomo viene messo in condizione di interrogare e sperimentare se stesso attraverso la relazionalità con gli altri, quindi la dimensione sociale è il primo elemento, l'elemento più importante per contribuire a costruire una società nuova. L'uomo quindi ha nelle mani il suo destino. Questa è la cultura copernicana e galileiana, che non è semplicemente un riscontro storico a teorie astronomiche, ma rappresenta una progettualità diretta di intervento sulle cose umane. Una domanda che... Sì, Concetto, la riedizione di questo libro degli anni 50, del 50 mi pare, se non ricordo male, sì. Oggi che valore ha nella contemporaneità? Qual è il suo messaggio valido che può essere interpretato oggi nella realtà contemporanea? Cioè Banfi ci mette davanti a un metodo di ricerca filosofica che è quello che parte dal concreto, arriva all'astratto e ritorna al concreto, cioè la filosofia è vita concreta, la filosofia è teoria rivolta alla realtà, e tutto il lavoro filosofico che Banfi ha sviluppato partendo da questo metodo è quello di cui noi oggi abbiamo bisogno per evitare di cadere nelle nebbie di nuovi razionalismi che tante volte nella cultura, e particolarmente in questa epoca storica,
fanno capolino e chiaramente diventano una camicia di forza per la ricerca filosofica, e invece ha bisogno di liberarsi da ogni forma di dogmatismo per diventare costruttrice di una nuova eticità. Giusto, giusto. Vogliamo ricordare dunque questo appuntamento che ci sarà a Piazza Giovanni Verga presso la libreria Catania Libri? Ricordiamo la data e l'orario? L'appuntamento è per le 18 per domani alla libreria Catania Libri, Piazza Giovanni Verga. Voglio ricordare che organizza l'evento Red Militant, che è una struttura che si occupa di politica ma che svolge anche un importante ruolo culturale nella nostra città, ha promosso tanti eventi, tra cui questo, e quindi voglio ringraziare anche Red Militant per aver messo a disposizione tutta la propria struttura organizzativa per garantire la migliore riuscita dell'evento. Perfetto, allora vi auguriamo buon lavoro e ad una prossima iniziativa. Ci vediamo domani. Grazie a voi. Grazie a Concetto Solano con l'appuntamento di domani pomeriggio. Domani che è il 27. Domani è il 27. Lo diciamo perché non si sa mai poi... Ah, domani 27, certo, diciamo, ci mancherebbe. no? Pensavo che il 27 arrivano gli stipendi. No, domani 27 aprile questo appuntamento con la filosofia. Mancherai? Assolutamente sì. No, ci sdrammatizziamoci. Io scherzo sempre, sappiatelo, quindi ci sarò perché mi hai invitato tu e perché credo che ne valga la pena. Certo, assolutamente. La ricerca della moralità diventa fondamentale un po' per tutti, no? Forse specialmente in questa epoca nostra. Soprattutto in questa epoca, in questa situazione politica ingarbugliata, dove forse qualcuno dimentica di avere anche un po' di moralità, certo, nei confronti di chi è andato a votare anche. Sì, ma un sistema dove la finalità, l'unico indirizzo è quello del profitto, del materialismo e dell'ingiustizia. Facciamo parte di un'era dove effettivamente il materialismo ci ha coinvolti e ci ha... diciamo che in tutti gli ambiti i soldi danno alla testa, questo è il succo del discorso, quindi o sei in politica o in qualche altro settore di vita, quando ci sono i soldi di mezzo si diventa matti, quindi si fanno delle scelte sbagliate inerenti a questi, ai soldi purtroppo. Bene, parliamo di Paola Parisi. Perché? Dico, no, per l'occasione, colgo l'occasione per riparlare di Paola Parisi. Chissà se la regia, eccola qua, mi ha subito ascoltato. Capito, rubato le abbiamo foto. preso qualche... C'è una certa signora che conosco. Con Carmelo Caccamo che sai che stavo facendo? Imitavo Barbara D'Urso. Sì, lo sappiamo, è diventata una gag ormai. Una certa signora che conosco. Dell'Etna, qui con la signora Santina. La signora Santina, Carmelo Caccamo. Questo è Antonello Musmeci che salutiamo, e voglio anche ricordare un appuntamento che andrà in onda questa sera sul canale. Esatto, 115 che è Etna Espresso Channel. Ci sarà il premio nazionale Garitta, per il secondo anno l'ho condotto insieme ad Antonello Musmeci, ma è lui l'artefice di tutto, direttore artistico, conduttore, sai meglio di me che è un grande uomo. Conosco Antonello da 40 anni, però non lo posso dire perché lui l'età un po' la nasconde. Ma se li porta benissimo. Sì, se li porta benissimo, e ho sempre ritenuto Antonello un professionista straordinario. È vero, poi non è solo un conduttore, lui è anche un vocista, un doppiatore, ha una voce molto particolare, e quando mi ha coinvolto in questo progetto del Garitta sono stata veramente contenta. Per 2 anni l'ho affiancato e spero che questa cosa possa proseguire anche negli anni a venire. Io sono costretto a fare un po' di pubblicità a questo evento perché giustamente noi di Penalty siamo stati premiati come migliore trasmissione televisiva, ed è stata veramente una cosa che mi ha lusingato, mi ha enormemente reso contento, perché sai, ricevere un premio fa sempre piacere, soprattutto poi un premio come il Garitta che ha una sua storia, e allora vuol dire che tutto il lavoro di una staff alla fine viene premiato anche con questi eventi che riempiono di gioia e soprattutto danno la carica per tutte le cose che poi devi continuare a fare. Mi permetti anche di spiegare cos'è il premio Garitta? Assolutamente. È un premio nazionale che ha il compito di premiare, di elogiare tutte le eccellenze nei vari settori. Quindi abbiamo parlato quest'anno, lo scorso anno, dell'argomento dalla pelle al cuore. È vero. Tutto quello che concerne appunto le scelte di cuore o anche le emozioni a pelle, ma questo
questo è suddiviso nei vari settori, quindi abbiamo avuto il settore medico, il settore sportivo con te, sì. e abbiamo avuto il settore umano, perché abbiamo parlato anche di umanità, abbiamo avuto delle forze dell'ordine. Il discorso filosofico allora si aggancia bene. Abbiamo fatto tutto quello che appunto spiegavamo prima. Ogni anno c'è un argomento principe che poi Antonello, da direttore artistico, sviluppa e cerca di abbracciare appunto. Non si conosce ancora quello dell'edizione No, 2018? ancora non si conosce. Vabbè, no, allora non l'avrei attenderemo detto. con ansia, anzi ci sarà una buona occasione per invitare Poi, eventualmente non è anche solo Antonello. Antonello che nasconde l'età, ma anche Ettore. Ma sì, si riporta non- Io benissimo. non nascondo la mia età rispetto a tanti Perché non altri. nascondi? Io ho 58 anni, ecco, non l'ho la finita ad nascondi, alta non voce, la dico anche in nascondi. televisione. Portati da, come dice la D'Urso, gnocco gnocco, perché devo dire che sei veramente un Se, Grazie, bell'uomo. se non vabbè, lo troppo. dicevi era No, io lo dico, non, difficilissimo. È vero, è vero. non mi No, pongo lo nessun dimostra problema. Anche perché non mi tingo neanche i capelli perché non ce li ho proprio, quindi. Guarda, non mi dire niente, sono arrivata qua, hai un pettine e mi dice no. Io Certo, sono mi prende in non c'è giro, bisogno. mi chiede un pettino a me, scusa. Non c'è bisogno. Va bene, ok. Allora, parliamo di Paola, che è una ragazza che ho avuto modo di conoscere da qualche anno. La prima cosa che ho detto a Paola quando insomma abbiamo avuto un contatto visivo, ho detto: sei una persona solare. Tu ti ritieni una persona solare? Assolutamente sì, io sono molto solare, sono molto elare, però come tutti al mondo nascondo anche momenti in cui sono triste, momenti in cui non sono solare, ma quello fa parte dell'essere umano, Quando no? si Della sale sul filosofia palco, di vita. quando si sale sul palco poi si cambia completamente. Quando si sale sul palco si accantona tutto, lì io devo dare al mio pubblico quello che merita, quindi il sorriso, devo farli stare bene, li devo intrattenere, quindi qualsiasi problema viene messo da parte in quel momento. Bisogna Però- usare anche una maschera, no? Una maschera. ma quello cioè, come È guarda, l'arte dello spettacolo. lo diceva anche. Freud, lo diceva anche Pirandello, siamo tante maschere, quindi riusciamo a utilizzarle a Pirandello ha secondo. incontrato tante maschere poche volte. Esatto, bravissimo. Quindi siamo lì pronti a indossare la maschera a seconda Certo. diciamo, delle E tu ci situazioni. riesci perché passi dal palco come conduttrice al palco anche come ballerina, Sì, io amo molto lo showman, spettacolo. imitatrice. No, showman sarei un uomo, Scusa, showgirl. showgirl. No, Showgirl. ancora Ci non mancherebbe, sono un uomo, come se ancora sei no. una donna, sei una bellissima donna, ci mancherebbe. No, questa è la conferma che spesso e volentieri la figura dell'artista donna si focalizza su un settore, invece No, tu hai la io fortuna, amo. grazie al cielo, di essere abbastanza duttile in Però vari campi. ti dico una cosa e ti confido questo. Innanzitutto c'è tanta gavetta dietro. Chiaro. Perché ho cominciato a 13 anni a lavorare nei villaggi turistici, finivo la Brava, scuola, brava. partivo come faceva Fiorello per i villaggi turistici e lì ti formi perché passi dalla recitazione al canto, al contatto con la gente. Poi Stai piano parlando piano, con uno che ha fatto 25 stagioni E nei allora lo villaggi vedi? turistici, E allora lo quindi vedi? come capo equip, figurati, quindi con vedi. grande responsabilità. E da lì poi ho capito che la mia strada era quella della conduzione, Sì. ma questo non preclude però di poter fare altro, solo che ho cominciato piano piano, perché se arrivi, eccomi qua, sono bravissima, so fare tutto, diventi pecchi di. È il guaio dei talent, allora. Adesso No, vabbè. mi date il gancio perché poi voglio sentire anche Salvo sui talent, perché lui ha tutta un'idea anche sulla Sì, televisione. ma dovrebbe insegnare anche ai calciatori. Ah, bene, potrebbe No, essere no, buona questa cosa appunto, qui, la di- filosofia la gavetta, la sì, gavetta. della La gavetta, gavetta, guarda, io sono che tutti spesso e volentieri vogliono molti arrivare- giocatori dimenticano. Sono vogliono due cose arrivare importanti subito, per me, gavetta e umiltà, sempre. E anche studio. quando, sì, assolutamente, e quando io capisco di avere delle doti, sarei stupida e Certo, ignorante a certo. dire non è vero. Ho una predisposizione a parlare con la gente, a farla stare bene quando sto sul E lì palco. il villaggio ha inciso. E il villaggio ha inciso, però è anche vero che non andrei mai a dire io sono la più brava, io so sempre da imparare da tutti, soprattutto dai miei colleghi. Io prendo sempre spunto dai miei colleghi, quando lavoro con qualcuno ringrazio sempre perché mi lasciano Brava, sempre qualcosa. brava. Sai, E- non avviene agli allenatori tanto. No, sono gli allenatori è tutto l'altro Non in mondo. tutti. Anzi, tu sei un allenatore, io sono l'allenatore, tu sei e io invece Sì, sono. no, io Poi c'ho non una- riesco a. Dimmi. Dopo magari, non lo so, una mia teoria. No, teoria Su che cosa? Sugli allenatori, appunto. Ah, la vuoi affrontare? Beh, breve. Beh, dilla allora a questo Io, punto, e poi nella mia facciamo la pubblicità. carriera da un allenatore dilettante, ho incontrato conosciuto tantissimi Certo, allenatori ci dilettanti, no? mancherebbe. Chi è E che ho non li ha conosciuto pure diversi allenatori professionisti.
L'arroganza che ho trovato in molti allenatori dilettanti non l'ho trovata nei professionisti, che erano molto alla mano, ci sta, è vero, perché molto comunque disponibili, gente che oggi allena in Serie A. anche in ambito spettacolo mi insegni che ci sono quelli che magari hanno meno esperienza ma che si sentono già arrivati, e questo è un errore, perché comunque non si fa così. Allora ci dobbiamo fermare, abbiamo la pubblicità, tra poco rientriamo in studio. Vi ricordo ancora una volta i nostri contatti se volete mettervi appunto in collegamento diretto con noi di Penalty Play, il nostro recapito telefonico, che io lo devo scrivere perché non ho memoria. Vuoi che lo do io? Sì, dai, vai tu, vai tu. Passami il foglio. Ecco, c'è anche la schermata. Ecco, così la schermata non fa vedere allora che mi leggiamo. fai uno spot vero e proprio e mi lanci la pubblicità da presentatrice, allora, dai. Se volete mandare dategli la camera, messaggi, perché insomma la presentatrice così come leggo. dategli la camera, regia, ecco, vai. Se volete mandare i vostri messaggi fatelo al 328 53 58 101. Vi aspettiamo, così magari li commentiamo insieme. Torniamo subito, dopo la pubblicità vi aspettiamo. Ciao, dopo. Esclusivista dell'arcidia del marchio Bobby Fan. Il Guadagno 336 9207 27. Eccoci rientrati in studio, amici di Penalty Play, siamo in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, tra un caffè e anche un digestivo per gli approfondimenti sportivi e non solo. Il giovedì, ormai è chiaro, l'appuntamento è un po' più impegnativo, poco sportivo, tranne se ci sono dei fatti particolari come infatti quello di oggi sul discorso di Liverpool-Roma, ma poi per il resto è un appuntamento dedicato quasi interamente alla cultura, allo spettacolo. Siamo un po' più leggeri, Paolo. Il giovedì ci prendiamo una pausa. Quella, chiacchieriamo del più e del meno, ma aspettiamo anche i vostri commenti, perché siamo curiosi di sapere cosa pensate. Allora, mi hai detto, e anche lo stesso Salvo mi ha pure confermato, il discorso legato a quello che è successo a Liverpool. È successo una cosa bruttissima. A parte la sconfitta, vabbè, ma quella poi eventualmente la discutiamo in un'altra parentesi, è successo che prima dello scontro in campo c'è stato lo scontro tra i tifosi, con un tifoso del Liverpool che in questo momento è in coma e che soprattutto due arresti di due tifosi romani con l'accusa di tentato omicidio, per cui insomma la cosa è molto seria. Tra poco ci collegheremo con un collega di Radio, nonché anche giornalista del Messaggero, che era proprio presente a Liverpool. Ma prima di parlare con l'inviato appunto di Liverpool, io credo che bisogna fare un esame ancora più dettagliato anche con i nostri ospiti. Allora inizio per galanteria con la nostra Paola, che è una profonda conoscitrice del calcio inglese. Magari tutte le situazioni del calcio inglese, conosce gli allenatori uno per uno del calcio inglese. Io WhatsApp con i calciatori, proprio ci WhatsAppiamo. Allora, io non sono una profonda conoscitrice, però non bisogna essere una brava esperta per capire che sono dei cretini, perché diretta. Quelli non sono tifosi, perché io andrei a prenderli a uno a uno e direi: adesso che hai picchiato il tuo avversario,
Che cosa hai concluso? Ti hanno dato lo stipendio? Hai vinto? Cioè, io credo che poi presi a 1-1 sono dei deficienti cronici, perché non si può picchiare una persona che non condivide il tuo stesso amore sportivo. Proprio da stupidi, queste cose mi fanno arrabbiare, mi spiace che nel tempo vediamo... Abbiamo delle immagini, tra l'altro, sui fatti successi a Liverpool. Mandiamoli, perché così la gente si rende conto di quello, di quello che stiamo Ecco, per esempio, parlando. questo è il tifoso del Liverpool, Che ha detto in coma. riverso ancora a terra, stanno per arrivare i soccorsi. Ecco, ma a livello anche di coscienza, io dico, ma come puoi ridurre una persona che può essere un padre, un fratello, un figlio, in queste condizioni, perché magari lui non tifa la tua squadra, e allora ti hanno dato lo stipendio adesso? Cioè tu prendi lo stipendio per dire, per tifare? Quello è un amore che uno deve condividere ed è giusto che sia così, ma è come se io, lo so, amo i capelli lunghi e picchio Ettore perché non ce li ha lunghi, non non si può, ognuno nella vita deve essere libero di fare ciò che vuole senza questa violenza. Tra l'altro nel video che vedremo successivo a questo c'è un momento in cui un tifoso romano con il tifoso del Liverpool riverso a terra sfera un calcio, per cui insomma probabilmente avrà inciso ancora di più nella gravità. Sai qual è la cosa brutta? Che veramente singolarmente secondo me queste sono persone assolutamente normali, poi c'è il branco e allora Non lì credo, ti trasformi. non credo tanto. Salvo dice che non... Io credo di sì, perché poi presi singolarmente magari sono degli stupidotti, ma lì il branco o il momento, branco fa la forza. sì, è un po' un atto di bullismo, no? Certo. A scuola quando c'è il ragazzino bullizzato ci sono 4-5 insieme, ma se li prendi singolarmente... Ecco, guarda, questo è il momento della guarda, carica guarda. dove tra poco si vede a terra il Hai tifoso, capito? eccolo qui, il tifoso è a terra, adesso c'è un tifoso che sfera un altro calcio al Mamma poveraccio mia, che è messo a che terra, cioè animali. veramente sono cose sicuramente da condannare e ci dispiace sì, proprio. Ettore, anche perché io andrei lì e direi, ma ok, gli hai dato un calcio, quindi perché? Me lo spieghi? Cioè, perché gli hai dato calcio? Perché tifa, che ne so, Roma? E ognuno, cioè, che fai? Picchi tutti? Picchiamo tutti i tifosi delle squadre avversarie? Che senso ha? È secondo me è una forma di stupidità acuta. Per favore non fate queste cose se siete dei veri tifosi, ve lo dico col cuore. Volevo anche dire una cosa, che insomma gli inglesi hanno fatto un percorso di positività negli anni dopo i fatti dell'Eisel, e sapere che invece adesso dei tifosi italiani hanno insomma attaccato a tutti gli effetti il branco dei tifosi del Liverpool un po' ci spiazza. Allora siamo noi che dobbiamo ancora continuare affrontare il a fare un discorso lavoro della violenza nell'ambito di questo nell'aspetto sportivo non ha niente nella sfera del calcio. Allora bisogna analizzare alcune cose, non è la sede adatta, non abbiamo il tempo, però allora gli inglesi, ricordiamo una cosa, erano uno dei tifosi più violenti, c'erano inglesi, olandesi. E la punta dell'iceberg è stato il famoso Eisel. Sì, ne sono successe anche prima, certo, ma quello è stato molto gravi, il momento in giusto? cui hanno detto stop, cambiamo tutto. Poi l'organizzazione della federazione con il governo e tutte le forze politiche hanno cambiato un pochettino. All'interno degli stadi non avviene più nulla, non ci sono neanche le transenne, è cambiato tutto, però all'esterno i fatti di violenza continuano ad esserci. Questo anche sicuramente, certo, quelle sono poco controllabili dalla federazione internazionale. Viviamo in una società violenta, il calcio, fenomeno di massa, chiaramente non è una giustificazione, assolutamente al contrario, sviluppa anche determinate scontri ideologici che di ideologia non hanno niente, hanno solo di antisportività, giusto? Io ricordo un episodio, ho visto in qualche stadio, non faccio il nome quale stadio, di pseudo tifosi che la partita non la guardavano completamente, pensavano ad altro. Cioè l'aspetto sportivo viene superato, non c'entra niente, è solo un aspetto di violenza. Secondo me vanno allo stadio per sfogare la rabbia repressa, per sfogare perché la non c'è rabbia altro. repressa, certo, lì c'è tutto un discorso. Catania sappiamo benissimo cosa ha vissuto, no? Catania-Palermo? Catania-Palermo, famoso, successi esatto, e tutto il resto di violenza. Allora dovremo avere tra poco in collegamento, anzi
avanti tra qualche istante il collegamento con Gianluca Lengua. Certo, vedere queste immagini, Paola, ci si spiazza tutti. Io sono veramente dispiaciuta per quello che è successo, perché ti ripeto, secondo me la violenza non risolve nessun problema. Io noto che, a parte dal punto di vista sportivo, anche quando si parla di nord e sud, sul web, insulti tra noi italiani, c'è un esploit di violenza che viene messo ancora più in evidenza dai social. Però in questo caso non c'entra nulla i social, ma la stupidità, e lo ribadisco, delle persone che credono che con la violenza, non lo so, risolvano i problemi. Ora, io non credo che siano eroi, cioè tu puntualizziamo e chiariamo anche una cosa: viviamo in una società violenta. Tantissimo, purtroppo. Parlavo prima di bullismo, quindi è vero. Questo è un altro tasto. L'omofobia, il razzismo. Violenza sulle donne, di cui si parla tantissimo. Tra l'altro proprio domenica scorsa, proprio legandoci al discorso della violenza sulle donne, tutti i giocatori di Serie A hanno messo un segno rosso sul viso. È stato un grandissimo gesto. Io ti dico, Ettore, mi è capitato di intervistare delle mamme di donne che non ci sono più, perché ovviamente uccise per mano di chi diceva di amarle. Ti posso dire che intervistare e avere faccia a faccia chi ha vissuto il dolore è una cosa davvero riprovevole, quindi evitiamo le Allora, violenze. abbiamo in collegamento Gianluca Lengua di Radio di Roma, nonché anche del Messaggero. Buon pomeriggio Gianluca. Buon pomeriggio a voi. Allora Gianluca, tu eri proprio a Liverpool in questa serata che dal punto di vista sportivo sicuramente non ha regalato emozioni, però ha creato tutto quello che è successo. Com'era l'atmosfera prima della partita? Si aveva già notizia dei fatti successi proprio nell'antistadio? Ma guarda, prima della partita l'atmosfera era comunque delicata, perché c'era tanta polizia, però era dalla parte dei tifosi del Liverpool che stavano attendendo il pullman della squadra. Dall'altra parte, per intenderci, sotto la COP, la curva dei tifosi del Liverpool, dove è l'Alfred Pub, non c'erano forze dell'ordine, o comunque ce n'erano molto pochi. I tifosi della Roma sono stati alcuni scortati verso lo stadio. Sapete che in Inghilterra, specialmente a Liverpool, si usa arrivare allo stadio in corteo, i tifosi ospiti arrivano allo stadio in corteo, mentre altri, che sono stati quelli poi arrestati, sono partiti dalla stazione dei treni di Liverpool verso lo stadio, e poi sotto lo stadio, proprio a 2 passi dall'ingresso, si è consumato questo reato nei confronti di Sean Cox, che adesso lotta dalla vita alla morte e ha riportato gravi danni cerebrali. Le prossime 48 ore saranno decisive. Sono stati arrestati 2 persone, che sono Filippo Lombardi e Daniele Sciusco, rispettivamente 21 e 29 anni. È Lombardi quello accusato di disordini e gravi lesioni personali. Inizialmente le accuse per loro 2 erano di tentato omicidio. Entrambi sono stati trattenuti in Inghilterra. Entro 28 giorni ci sarà il processo. Attualmente sono rinchiusi nel carcere di Liverpool. E Roma Sportiva come ha accolto questa notizia drammatica e come si preparerà a questo punto per l'incontro di ritorno che ci sarà giorno 2? La Roma Sportiva si lecca le ferite. Strootman ha riportato un problema al costato, Perotti un problema alla caviglia sinistra, ed entrambi non giocheranno contro il Chievo sabato. Contro il Liverpool invece il 2 maggio ritornerà la Roma titolare, non giocherà la difesa a 3, si giocherà di nuovo a 4, giocheranno Florenzi, Manolazzo, Faccio e Kolarov, con Nainggolan, De Rossi e Strootman a centrocampo. In attacco io credo che rivedremo Schick dal primo minuto con Dzeko ed El Shaarawy, panchina per Under che non è piaciuto all'Anfield. Per quanto riguarda invece l'ordine pubblico, perché sicuramente sarà una partita dove si prevede l'arrivo anche da parte dei tifosi del Liverpool, come ci si sta preparando e soprattutto quali saranno le cose che sicuramente speriamo di non vedere, perché rischiamo secondo me di vedere altri possibili scontri, no? Domani è previsto un incontro al Viminale tra tutte
tutte le forze in causa, quindi le forze dell'ordine, le due società, rappresentanti di polizia, carabinieri, insomma ci saranno tutti per definire al meglio l'ordine pubblico in vista della gara. Gran parte dei tifosi del Liverpool arriveranno il giorno della partita, saranno controllati a vista dalle forze dell'ordine italiane che li scorteranno in Piazzale delle Canestre a Villa Borghese per poi portarli tutti insieme verso lo Stadio Olimpico. Sono attesi circa 5.000 tifosi del Liverpool, ci saranno controlli serratissimi per scongiurare un'eventuale vendetta dei re. Certo. Allora i nostri due ospiti vogliono farti qualche domanda. Il primo è Salvo D'Arrigo. Allora, ritornando all'aspetto puramente tecnico-calcistico, credi che la Roma abbia ancora la consapevolezza di poter ribaltare il risultato come ha fatto precedentemente con il Barcellona? Anche secondo la mia opinione è una partita ben diversa, una squadra ben diversa il Liverpool, forse secondo me è ancora più insidiosa rispetto al Barcellona per la tipologia di gioco che ha, velocissima e rapidissima. Chiaramente, questo è un mio giudizio, ha preso una gran batosta, ha preso una gran lezione dal Liverpool per gioco spumeggiante, il livello, il ritmo così elevato che la Roma non è riuscita a sopportare. Solo alla fine, quando il Liverpool veramente forse aveva dato tutto, e allora è riuscita fuori a fare 2 gol e mettere un pochettino in discussione la partita di ritorno. Ma guarda, è vero, abbiamo visto un Liverpool spumeggiante, velocissimo, che se avesse giocato contro il Barcellona avrebbe dilagato. Però è anche vero che il Barcellona che abbiamo visto all'Olimpico io non credo sia il vero Barcellona. Era un Barcellona al 50%, secondo me. La Roma deve sperare nella stessa cosa del Liverpool, ossia, allora, intanto diciamo questo, che lo Stadio Olimpico sarà completamente pieno, ci saranno 60.000 tifosi a sostenere la squadra, un po' come è successo all'Anfield, e quindi i giocatori della Roma cercheranno di caricarsi da questo. Di Francesco e tutta la squadra prenderanno delle contromisure dopo la partita d'andata, perché comunque affrontare il Liverpool con la difesa a 3 all'Anfield e farti scavalcare dai lanci lunghi con un giocatore come sarà che viene marcato da Juan Jesus non mi sembra la strategia migliore. E poi la Roma ha segnato comunque 2 gol in trasferta, quindi ne bastano 3, come è successo contro il Barcellona. Certo, se la partita finisce 5-0 io ero il primo a dirti guarda è impossibile, però un po' di speranza c'è. Un po' di speranza c'è proprio per questi 2 gol. La speranza è l'ultima a morire, come si suol dire. Esatto. Abbiamo una donna che è una grandissima intenditrice di calcio. Ma non è vero, Gianluca. Paola Parisi. Paola. Ciao Gianluca. Ciao Paola. Allora, sperando che non ci siano scontri, perché quello ovviamente è l'argomento principe, ci dai un pronostico personale, scaramantico, un tuo pronostico? Beh, il pronostico te lo do da giornalista che passa il Liverpool. Ma tu personalmente puoi darlo, dai. No, ma è proprio quello che non posso dirti altro, sarei... dato che sono un giornalista non ti posso dire passa la Roma, sarebbe troppo. Io credo che passerà il Liverpool. La Roma ha comunque fatto un'ottima Champions League, dopo 34 anni è arrivata in semifinale, può essere più che soddisfatta, ha incassato 81 milioni di euro, ha un nuovo sponsor sulla maglia che gli porterà altri 13 milioni di euro a stagione, insomma si sono scongiurati tanti problemi che si sarebbero poi posti quest'estate in fase di mercato. La Roma può lavorare in maniera più tranquilla, anche se uscirà, come credo, in semifinale di ritorno. Va bene, speriamo però sempre bene. Diciamo che la sua Champions League a questo punto la Roma l'ha vinta lo stesso, perché arrivare in semifinale contro qualsiasi pronostico è già una grande e straordinaria vittoria. Bene Gianluca, noi ti ringraziamo, ti auguriamo buon lavoro, buona visione anche per il giorno 2 di questa bellissima comunque partita che noi in Italia seguiremo attraverso la TV. Grazie ancora. Ciao Gianluca. Grazie a voi. Ciao Gianluca. Ciao. Grazie a Gianluca Lengua che è stato molto lineare
è pacato, a Sì. dimostrazione che comunque raccontare questi fatti, salvo, non è mai facile, bisogna trovare si gli passa aggettivi la giusti, cronaca nera, logico, e sì. soprattutto perché adesso non si tratta più di raccontare diciamo, Solo il l'aspetto fatto in sé per sportivo, sé, sì, ma c'è anche un risvolto notevole, perché giudiziario, c'è una grave, persona che sta gravissimo. in coma, In coma. persone arrestate. Certo. E Sì. quindi Beh, quelli arrestati se lo meritano che stiano lì, guarda. beh, bisogna avere le prove, però Assolutamente, attenzione, però non per essere, colpevolizziamo. no, però per essere rinchiusi in Certo, carcere sicuramente sicuramente non hanno preso due a caso, ma ci sono dei filmati che sicuramente. testimoniano. Assolutamente. E poi volevo dire una cosa, Sì. il calcio, per quanto io non sia esperiente, Non è vero, non è vero, non è ho vero, notato, non è vero. Ho notato che ci sono sempre colpi di scena, Sì. quindi Sì. non è detto che il Liverpool vinca, beh, quindi sì. il calcio è È sempre... un mistero agonistico, certo, Certo. direbbe, no? Il Magari pallone ci è sono, tondo. esatto, Il ci pallone sono i è tondo. pronostici, ma becchi poi che il Liverpool quel giorno ha le cose girate, va male e la Roma vince, chi lo sa? Allora, nel Chi lo sa? 1983, Salvo sicuramente Certo, ricorderà, sì. il Liverpool venne a Roma a giocare la finale di Champions League. Come tu ben sai, perché Ma tu del lo Liverpool sai. c'è anche un altro Io grande so episodio, poi. Sì, no, volevo sottolineare il fatto Quello che, come dell'83. ben sa pure Paola, Sì. ogni anno la finale di Champions League si svolge in una capitale italiana. Già, Nel 1900 no, in una italiana, capitale si stabilisce europea. prima Si di stabilisce iniziare. prima. Quell'anno, nel 1983, la finale era stata stabilita a Roma. A Roma, La in Roma casa. aveva vinto il campionato, arriva in finale di Champions League proprio contro il Liverpool. Ha poi perso ai calci di rigore, però l'idea di giocare una Champions League, una finale di Champions League a Roma davanti al suo pubblico, puoi immaginare che atmosfera. Sì. Con un Sicuramente. Falcao che si rifiutò di tirare. E con Graziani che sbagliò il calcio di rigore. Io quel Vabbè, quella è giorno non ho un'altra storia. potuto guardare la partita perché avevo 3 anni, guardavo i cartoni animati, però vabbè. Giustamente, certo. assolutamente. Ma a proposito di Sì. grandi risultati, ne possiamo ricordare tanti, no? Certo, dimmi che io sono un almanacco. Pare, almeno così raccontano un po' le cronache, che negli spogliatoi, era ad Atene mi pare, Sì. in una finale Liverpool-Milan, Milan. il Milan già brindasse alla Coppa. vinceva 2-0. 3-0. Vinceva 2-0, 2-0, poi poi segnò il prende il terzo terzo gol, gol, già. E poi rimontano. Rimontano 3-3, si Classico. perde i calci di rigore. Si vede il cielo Classico, d'oro. vedi? Oppure ancora più clamorosa, io non ricordo con gli anni ho sempre Da difficoltà. Milano vediamo se ti posso No, gli aiutare. anni ho difficoltà. Finale Manchester United Bayern di Monaco. 89esimo, il Bayern vince 1-0. Il famoso colpo di tacco di Mager. No, non è quello. Quando poi il Manchester in 2 minuti ribalta la situazione vinse 2-1. e vinse 2-1. E la finale fu ricordo- fatta a Milano. A Milano. Adesso Ricordo mi perfettamente la faccia di tutti i tedeschi, Certo. in particolare di Matteus. Di Matteus. Stravolti, terribile. Ma tu sai quando in terribile. termini di scommesse, solitamente la squadra Io che... non scommetto mai, No, no, è una Neanch'io. cosa che si fa, perché io sento tutti Sì, i tutti ragazzi ormai, votare tutti. e votare, scommettere. E quando c'è una squadra magari quotata tanto perché magari la perdita di Certo. quella squadra, e invece poi succede sempre che se uno gioca quella che perde prende un sacco di soldi. Certe volte bisogna tentare la fortuna È vero, è e vero. tirare a sorte un risultato e magari sarà quello vincente, come il Superenalotto, è impensabile Esatto, riuscire a indovinare esatto. 6 numeri. E se poi stai lì, arriva e poi invece. dopo invece un colpo di certo, fortuna. Salutiamo colui che ha vinto a Caltanissetta, Sì. ti manderò il mio IBAN, non Tanti si sa auguri. mai qualcosa che ti avanza. Io non sapevo, ha vinto, ha vinto Caltanissetta, sì, ha vinto un 100 qualche erotti milioni di 180 euro, milioni. che te ne fai? Dai, Vabbè, a me vivi la faccio vita 3 shopping. volte almeno, Sì, almeno la vivi 3 assolutamente sì, volte. ma dividi. Succede. Allora, Della filosofia del calcio inglese. la filosofia del calcio inglese, per esempio, Sì, ricollegandoci al il discorso della prima parte certo. del libro. Allora, io vedendo la partita, sono appassionato, come tu sai, di calcio inglese, Sì. anche piace il calcio spagnolo, lo preferisco a quello italiano, perché sì, calcio evolutissimo. Beh, attualmente di grande. quell'inglese è sicuramente Sì, superiore. però lì non si arrendono mai, giocano sempre, non si fermano, le partite sono sempre apertissime. Sì. Anche scontri diretti fra prima e seconda per i primi posti, non c'è il tatticismo che c'è in Italia, per cui c'è una godibilità maggiore, Una si emoziona maggiormente. per lo spettatore, giusto? Certo. E la dimostrazione è stata il Liverpool, questi non si fermavano mai. Sì, E infatti. vedevo il grande allenatore dalla panchina che incitava sempre ad andare avanti, a cercare sempre. E poi dal È punto una di vista cultura internazionale del prettamente calcio. anche tecnico e atletico, il ritmo che impongono queste squadre come il Liverpool
noi non lo reggiamo. No, anche perché il campionato italiano vive altri ritmi sotto questo punto di vista. Quando poi va a giocare in Europa incontra grosse difficoltà. Tutti. La stessa Juventus aveva sofferto contro il Real Madrid, altre tipologie di da premettere agonismo. che in Inghilterra forse come media fanno anche più partite degli altri campionati. E ricordo, se un attimo veloce, che parlando con diversi preparatori atletici a livello anche professionisti, mi dicevano appunto in Inghilterra non riescono a concepire come hanno questa capacità atletica fortissima allenandosi poco. Anche qua ci alleniamo poco, non per cattiva, diversa, è una questione anche mentale. Anche? Sì. Beh, vai anche vera una cosa, non possiamo fare stancare i calciatori con tutti quei milioni di euro che hanno da spendere, non possono stare lì ad allenarsi, dovete capire, devono andare in barca, devono andare con le donne, ragazzi, non pretendiamo tanto da questi uomini, non pretendiamo l'allenamento, su, dai. Ma hanno poco tempo per allenarsi. Certo, ci non per mancherebbe. queste cose, non per è questo, vero, perché gli impegni sono, specialmente delle grosse squadre, sono tantissimi. Io parlo è per problematico organizzare anche la seduta settimana di allenamento, partenze, partite del mercoledì, coppe, però i giocatori si allenano. Ma pensa allora che la gente invece va a lavorare. Che ha 6 tartarughe. Guarda, dico una cosa, mio figlio gioca in eccellenza, viene stravolto a casa. Ma guarda, in eccellenza gioca, ci vogliono i massaggi. Io ho un nonno muratore, anche lui torna stravolto, ma nessuno gli fa i massaggi e si fa i viaggi con la barca, quindi non diciamo gastroneria, Va bene, allora come avete potuto ben capire, la puntata del giovedì stravolge un po' la quotidianità dei penalty play. È voluta questa situazione, questo cambiamento, proprio per essere più leggeri almeno un giorno alla settimana. Gli altri giorni pensiamo ai risultati, alla tattica, al giocatore infortunato, a come sarà la partita, al tifoso che protesta, mentre invece il giovedì parliamo di tutto, ci mettiamo dentro tutto, diventiamo un super pentolone. Spaziamo, anche perché se no non avresti invitato me. Allora, per salutarci dobbiamo capire bene cosa farai quest'estate. Allora a questo punto, Paola, ma ce lo devi dire. Io guarda, già da fine maggio riprendo a lavorare in maniera più assidua, perché ovviamente il periodo estivo hai è quello un tour che... vero e proprio, cioè un tour vero e proprio. Ma devo dire che mi vogliono bene, mi apprezzano, questo veramente mi fa onore, e ringrazio ovviamente tutte le persone che credono nel mio lavoro. Continuerò a fare il lavoro che amo, sperando che un giorno possa sostituire Barbara D'Urso. È fantastica, è fantastica. Vabbè, sì, però possiamo dire una cosa, che sicuramente quest'estate ti vedremo a penalty d'estate. Io sono con te, lo sai che sono con te, assolutamente sì. Perché poi mi stuzzica questi allenatori e questi giocatori in maniera inaspettata, perché quando vengono questi ospiti non sanno che poi sono intervistati anziché da me ma da Paola, per cui arrivano impreparati e si trovano spiazzati a dover raccontare cose che generalmente non dicono. È vero, c'è la Paola Parisi che è lì a fare domande anche intime, anche private. Ora così già sono preparati. Sì, è che adesso lo sanno. Infatti, preparatevi. Dopo il grande successo di penalty d'estate della scorsa estate, adesso chiaramente chi sarà ospite all'interno delle varie puntate estive sa già di che cosa si parlerà. Bene, allora salutiamo intanto giustamente il nostro Salvo D'Arrigo, che rivedremo fra 7 giorni. Mi hai anticipato una settimana dei libri, se non sbaglio. Perché a maggio a Catania si celebra, come in tante parti d'Italia, il mese dei libri. Bene, allora dei libri. E già stamattina c'è stata la presentazione al Comune di Catania. Benissimo, così conosceremo magari l'organizzatore e vedremo quali saranno gli incontri che si svolgeranno in questa bella città che è Catania. Chiaramente, essendo una televisione regionale, potete venirci a trovare da qualsiasi parte della Sicilia, perché comunque Catania è una grande città di cultura. Grazie Salvo, appuntamento con te naturalmente a giovedì prossimo. A Paola dico che è sempre bella, sempre simpatica, sempre solare. Confermo a questo punto la sua presenza anche a penalty d'estate e speriamo di rivederci presto, però magari assolutamente ti vengo a trovare questo evento. Ti vengo a trovare così prossimo. Il giovedì chiacchieriamo, perché ci vuole chi fa la criticona, quindi io sono qui pronta a fare. Vogliamo ricordare l'appuntamento su una TV siciliana questa sera? Questa sera sì, c'è l'appuntamento con il Premio Nazionale Garit, ci sarà anche il nostro Ettore premiato all'interno appunto di questa serata.
puntata, quindi stasera alle 21 su canale Etna Channel 115. 115. Grazie a Paola Parisi. Io vi ringrazio, mi congedo da voi e vi do appuntamento domani come al solito a partire dalle 14:30. Domani ritorniamo a parlare un po' più di calcio in prospettiva della partita del Catania, anche in prospettiva del calcio dilettantistico siciliano. Ringrazio in regia come al solito il gruppo guidato da Giuseppe Giuffrida. In prima persona oggi abbiamo avuto la regia coordinata da Andrea Salerno e anche da Roberto Di Marco. Vi auguro il buon pomeriggio, il buon proseguo e appuntamento domani come al solito a partire dalle 14:30. Grazie ancora. La vita è un soffio, corre come il vento. C'è un campo verde ed io non so spiegarti come. Il tempo vola, si vince o si perde, ma tu fremi e vuoi giocare. Mi insegni che la vita la posso amare anch'io, è la mia partita e so per chi ti fare amore mio. Vinci per me, tu che sai come fare, corri per me, tu che sai dove andare, sei il campione della vita. E se tutto è un campionato con la strada in salita, non ci manca il fiato, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Vinci per me, tu che sai come fare, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato.